Buonasera a tutti e benchiatas con Gnovis. La D della memoria è fondamentale e nessuno al può mettere in discussione, covente per ricordare tutti gli vittimi, no dome che ebraici, se per educare la int, ma la memoria è a di essi celebrate tutti i dish. Alessandro Meloni, rabbin di Trieste, dal suo intervento alla resiere di San Saba, l'ha voluto ricordare l'importanza dai 27 di gennaio. Di bande so il scindic Roberto Di Piazza l'ha mettuto in evidenza che queste non ha di diventare una giornata in bianco e neri, ma di essi come un fare. Il scindic ha anche ricevuto una delegazione dall'Arcigay, non è manchiate la sceneggiata di qualche Novax guidata dal consigliere comunale Ugo Rossi, che ha pretendemi di passare senza il Green Pass e sono stati bloccati. Dopo la sua per protestare, un dam enorme alla ditta il rabbin di Trieste. E anche a Udine si è celebrata la giornata della memoria con dos differenti manifestazioni organizzate dal Comune. Tutti in con la prefettura, dalla sede del Liceo Stellini, i studenti sono chiatati con Paola Del Din, medaglia d'Aur per la Resistenza, che ha dialogato con il professor Andrea Zannini dall'Università di Udine e ha risponduto alle stanti domande fatte dai fantaz. Al monumento per le vittime dal stermini nazisti, invece, l'associazione nazionale dei vecchios deportas e ha depositato una corona in memoria dalle tante int che fu deportate di Udine, tanto Elio Morpurgo, prima scindi di Udine e poi senatore, che è morita al viaggio verso i camps di concentramento, o Cecilia De Ganuti, partigiane medaglia d'Aur che fu occupata dalla risiere di San Saba. E a tutti i doslis cerimoni sarà avuto parte il scindic di Udine Pietro Fontanini. Allora sentinlo. Voglio ricordare le giornate di memoria. Il Parlamento italiano ha voluto dal 2000 istituire una legge perché ogni anno, il 27 di gennaio, si ricordasse la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, che significa in pratica tutti i campi di concentramento in Europa, che hanno portato alla morte di più di 6 milioni di ebrei, ma non solo ebrei, perché furono incolpati anche tanti oppositori politici. Noi qui a Udine abbiamo un monumento in Viale de Vittorie che riguarda proprio i nomi dei campi di concentramento, perché anche tanti furlans furono mandati lì e non tornare in poi in Daur. Riguardo i due figure storiche di questa città, l'ex sindaco Elio Morpurgo e Cecilia De Ganuti, tutti e due morti in campo di concentramento. In Friuli Venezia Giulia sono saltati fuori 5.089 infezioni di Covid a fronte di poco più di 34.300 tamponi fatti. 100 voti casi sono venuti fuori dai dipendenti dal sistema sanitario regionale, una settantina invece dai pazienti, dal personale, dagli schiasis di ricovero per anziani. Le persone ricoverate in terapie intensive sono 41, ma a cali di numeri pazienti ricoverati in altri reparti dall'ospedale 475 in tutto. Al crescente invece il numero delle persone in isolamento in regione che per la prima volta passa i 65.000 a sono 11 i morti in tutto di questi nomi di 67 anni di Pasian di Pordenone che le manchiati in chiase. La ponte dall'infezione in Friuli Venezia Giulia è a sedi passate via, i numeri a crescere un po' più plank, con un andamento dai casi che al giro dome sul 3,6%. Alle cerca al Saltefur, dall'ultime ricerche fatte dalla Fondazione Gimbe, tutti le province dal territorio, Pordenone per prime, ha registri in più di 2.000 casi per ogni 100.000 abitanti. Per cerca riguarda le strutture ospedaliere, dalla nostra regione il numero è stabile per le terapie intensive, 24%, ma al cresce in maniera lisera per cerca l'interesse che ha ai tre reparti, dove che l'occupazione è cresciuta dal 34 al 37%. Sul fronte della campagna e dagli vaccini, in Friuli Venezia Giulia la media dei cittadini che hanno finito il ciclo è del 79% in linea con che nazionale e cale anche la distanza rispetto alla terza dose che è booster 76% in Friuli Venezia Giulia e quindi il 70% in Italia.
Aue in regione tal trasport pubblic locale su Ruedis risulti manchiare per malattie o percecano anche il Green Pass 284 autisti di Corriere su 1396, ben a stai circa il 20% di loro. Alle cieca il salte fu dalla relazione dell'assessore regionale alle infrastrutture e al territorio Graziano Pizzimenti denante dalla quarta commissione consiliare. Il col delle assenci sarà è stata registrata al periodo che le partite l'obbligo del Green Pass ai 15 di ottobre del 2021 per via che non tutti autisti e l'uvevin. La situazione è stata dopo poco a poco recuperata per la pluriparte, ma col mese di dicembre è stato un altro aumento delle assenci che queste volte colpe le malattie. E come l'appuntamento dal Ioibe con Gnovis dal Monte. Sabide ai 18 di dicembre il MUMI, che è il Museo della Migraciones di Montevideo, la tornata vierge in maniera ufficiale gli sportis dopo che ieri restadis sceradis per tanti tempo colpe la pandemia che ha pestato in maniera penge anche l'Uruguay e tutte le associazioni locali, stante che la famiglia Furlane di Montevideo che non ha potuto tirarsi ad una delle attività in presince. Dentro dal museo qualche sala è dedicata in maniera temporanea la storia dell'emigrazione di divenienza italiana in Uruguay, traverso la mostra di robis dai migranti e l'illustrazione di qualche storia esemplare. Sui schermi vengono mostrati in continuazione le registrazioni preparate e presentate dalle associazioni di emigranti italiani più significativi e di questi anche la storica famiglia Furlane di Montevideo mettuta in peace dal 1944 e al MUMI all'estate proponuto un video di 30 minuti ideato e prodotto dal consigliere Attilio Dean della famiglia Furlane di Montevideo, dove che sono protagonisti i soci e i collaboratori dell'associazione. Allora, vi canto cut, dove che si fevele, diciamo che è nasciuta e si è sviluppata il processo dall'emigrazione Furlane verso l'Uruguay. Verso il 1600 si organizzarono attività di emigrazione temporanea con gruppi provenienti di diversi paesi. Queste attività consistevano in falla stagione. Gli uomini partivano in primavera e tornavano d'inverno. Di solito facevano lavori agricoli e in edilizia. Le donne restavano a cura della casa. Verso il 1860 sorse una nuova offerta di lavoro, l'emigrazione in America. Purtroppo questa sarebbe permanente e provocherebbe lo sradicamento delle famiglie friulane, che partivano senza sapere se tornerebbero qualche giorno. In particolare verso l'Argentina l'offerta fu molto allettante. Venivano offerti terreni e attrezzi agricoli. Verso quel destino partirono gruppi di coloni, lasciando città e paesi come testimoni del loro passaggio, come Colonia Carolla a Córdoba, Avellaneda Reconquista a Santa Fe o Resistencia nel Chaco. È significativo rilevare che questi primi emigrati friulani non sono italiani ma austriaci. Il dopoguerra della Grande Guerra spinge fuori a tanti italiani. In Uruguay i casi di emigrazione sono isolati prima della Grande Guerra, ma dopo aumentano notevolmente. L'emigrazione in Uruguay, in gruppi organizzati o coloni, avviene solo in 2 casi, ma entrambi falliscono. Da noi in Uruguay lo normale fu l'emigrazione individuale. Secondo la fortuna che provavano nel nuovo mondo, il resto della famiglia emigrava. In principio, qui fu in modo casuale, giacché la maggior parte di loro voleva arrivare in Argentina. Col stabilirsi dei primi friulani si diffusero le notizie di che oltre a Brasile e Argentina l'Uruguay era una buona scelta.
Con l'ascesa del fascismo in Italia ci fu anche l'emigrazione dei perseguitati dal regime, che si stabilirono in Uruguay riunendosi nella Famè Furlane. La seconda guerra mondiale caccerà via una nuova generazione di friulani. Si veniva in queste terre chi aveva un riferimento familiare. E una settimana prima che albergessi il Mumi è stata organizzata la Gnot dai Museus. E in che occasione la Famè Furlane ha dato una dimostrazione di cemut che si prepara la polente furlane, tornando a far vivi un ambiente tipicamente di Furlan, con la chiavedale di Famè, la chialderia, e tutti un curtil di fu dal museo. Il presidente della Famè Furlane, Bernardo Zagner, ha cucinato il plat. E anche per lo sgnotta le dut, con Gnovi si tornano di domani di sera, sempre alle stesse ore. Mandi, arrivederci.